Il presidente Musumeci, dopo una lunga trattativa con il governo nazionale, ha firmato l'ordinanza per l'avvio della fase 2, con ulteriori restrizioni. Ad eccezione dei minori sotto i 6 anni, tutti dovranno indossare la mascherina, sia all'aperto sia nei luoghi al chiuso. Rimane l'obbligo di quarantena per chi arriva da fuori regione, lidi e stabilimenti balneari resteranno chiusi, mentre le palestre e piscine potranno riaprire dal 25 maggio. Sono queste alcune delle novità sostanziali che ci differenziano dalle altre regioni italiane. Come detto, sarà obbligatorio sia all'aperto che al chiuso l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. La protezione dovrà essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo, mentre non saranno soggetti all'obbligo di mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni soggetti con forme di disabilità. La mascherina non sarà obbligatoria dunque durante l'attività fisica, basterà il distanziamento di metri 2 per poi indossarla alla fine dell'attività. Nessuna limitazione per gli spostamenti all'interno del territorio regionale, mentre rimane esclusa la mobilità fuori regione, salvo comprovate esigenze. Chi dovrà arrivare in Sicilia avrà l'obbligo di registrarsi sul sito della regione, attestare la presenza al proprio medico, all'ASP, al comune di residenza o domicilio. Dovrà rimanere in isolamento obbligatorio da congiunti, ad eccezione di badanti e personale sanitario. Da questa mattina potranno regolarmente svolgere la loro attività ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie ed altro. Dovrà essere garantita la distanza di 1 metro, il titolare avrà l'obbligo di controllare gli ingressi e potrà anche misurare la febbre. Dovrà tenere per 2 settimane il registro dei clienti. Stessa cosa per barbieri, parrucchieri ed estetisti, con obbligo di visiera e mascherina, mentre i clienti dovranno indossare la mascherina, la distanza obbligatoria e la prenotazione. Autorizzate inoltre le attività di commercio al dettaglio, inclusi i centri commerciali, agenzie di viaggio e le attività artigianali. Autorizzate anche mercati e fiere di ogni genere, affidando al sindaco l'adozione di precauzioni del caso con orari ed accessi. Varranno le stesse regole per i negozi e i centri commerciali, cioè mascherine, guanti e distanziamento. È disposta in questa fase la chiusura nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione di fiorai, mentre saranno autorizzati a svolgere il servizio a domicilio, chiusi la domenica i festivi centri commerciali e gli outlet. Ultima riapertura riguarda tutte le attività turistiche alberghiere ed extraalberghiere, bed and breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanze e similari, rispettando sempre tutte le indicazioni stabilite per le attività economiche di produzione.